C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento con C'entro Anch'io, tra poco il detto in dialetto, ma ora Luca Giordano. Chi è? È l'autore di Eraclito e Democrito, questo dipinto conservato nella Pinacoteca Tosio Martinengo. Restate qui. Le due tele di Luca Giordano rappresentano i filosofi greci Eraclito e Democrito. La prima ritrae un uomo anziano dall'espressione contrita, poveramente vestito, che regge nella mano destra un compasso per misurare le distanze su un globo. Il protagonista della seconda tela è un uomo più giovane, dal volto ridente e vestito di un abito stracciato, che regge uno schema di oroscopo. La rappresentazione di filosofi vestiti con abiti di mendicanti ebbe grande fortuna iconografica a partire dalla metà del Seicento. Sentite il detto di oggi simpatico: chi asen nas, asen mör. Quanto ne sanno di questo i clienti della gioielleria Bertarini in via Moretto, quasi all'angolo con Corso Cavour a Brescia? Sentiamo. Chi nasce asino non muore asino. Le conosci tu? Sì, sì, sono io. Sono io in carne ed ossa. Perché ti dai dell'asinello, Alfredo? Che ormai lo so, sono un asinello. Ma davvero secondo te chi asen nas, asen mör? Per me sì. Non c'è possibilità di cambiarti? Difficilmente si cambia. Ma dai, non sei nato asinello, va? Al Vabbè. massimo cavallino, pony. Sì, dai, un piccolo pony. Allora, chi asen nas, asen mör, caro Sandro. Asino nasce, asino muore. Guarda come mi guarda con un certo interesse. Che c'entro io? Ma è vera sta cosa secondo lei? Per me sì. Sì. Probabilmente è anche il cervello che nasce proprio asino. È una questione genetica. Esatto. Quindi non c'è la possibilità di... Di cambiare, penso di no. Cioè, si devono cambiare, cioè uno quando nasce asino col cervello può mettersi a posto. Ah, quindi secondo te, Silvano, non è vero che chi nasce asino muore asino? Per me no, secondo le esperienze che hai nella vita. Sì. Per me penso. Tu conosci persone a cui non avresti dato due lire e dici ma loro che le... E invece poi? Invece sono diventati anche brava gente. Che cosa fa cambiare le attitudini alle persone? Esperienze di vita. Parole sagge, Silvano, grazie. Grazie a te, ciao. Terry, chi asen nas, asen mör. Vuol dire che chi nasce asino muore asino. Vero o no? E come? Sì. Sì. Ne conosci di asini? Prima tu. Chi asen nas, asen mör. Dobbiamo pure spiegarvela. Chi nasce asino, asino muore. Insomma, non c'è proprio possibilità di conversione, di cambiamento nel carattere di quelli testardi o di quelli un po' focosi. Noi speriamo di sì. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima.